Eccoci qua, una buona serata a tutti i nostri telespettatori, ben ritrovati, benvenuti nello studio di TV7 Match per una puntata come sempre articolata su più tematiche, ma Ermanno questa sera iniziamo parlando obbligatoriamente, diciamo così, di elezioni, parliamo di elezioni europee, amministrative e soprattutto parliamo di quello che è stato il comportamento degli elettori, perché mai come quest'anno si è registrata veramente una fuga dell'elettorato dalle urne. Non è una fuga perché non hanno paura, anzi è un allontanamento da quello che è un interesse politico. Io credo che sia il problema è domanda e offerta. È come stare al ristorante, se ti presentano un menù che fa schifo, naturalmente uno perché devo andare a mangiare a quel ristorante, chi se ne frega. Questo naturalmente comporta perché in effetti il votante, il cittadino non ha capacità di poter scegliere, la possibilità di poter scegliere. Gli viene dato un menù, allora o gli piace o non gli piace. D'altro canto, però, insisto sul concetto che fa comodo ai partiti. Perché dobbiamo avere dei votanti che fino all'ultimo momento, come succedeva una volta, hanno un livello di indecisione nella scelta e magari proprio per gli ultimi avvenimenti dell'ultima ora, cosa che succedeva negli anni di fuoco in Italia, succedevano le bombe e allora la gente era incline a votare da una parte piuttosto che dall'altra. E questo era un problema, cioè il condizionare il voto. A questo punto molta gente si è stancata, non si riconosce nei partiti, ma questo è un vantaggio per i partiti e di questo parleremo proprio questa sera. Perché naturalmente chi vota per me, io avrò pochi voti, ma alla fine avrò anche la maggioranza. Con la stessa quantità di voti una volta non andavi ad avere la maggioranza. Di conseguenza stai a casa che a me fa comodo. Verranno soltanto quelli, eletti, gli eletti del partito. E questo naturalmente non è democrazia, ma di questo appunto parliamo questa sera con i nostri ospiti. Certo, li presento per voi che siete a casa, saluto in studio, ringrazio per essere con noi Nicola Ramundo, buonasera. Buonasera, è un economista ed è presidente dell'Osservatorio Cittadino Contribuente, grazie per essere qui con noi. Saluto in collegamento Alberto De Franceschi, buonasera De Franceschi. Buonasera Tullio e anche all'editore. Grazie. E anche il piacere di conoscere Ramundo che da un po' che non lo vedevo. Grazie. Allora De Franceschi è un altro che lavora nell'ambito dell'economia, è un tributarista. Saluto in studio l'avvocato Piero Cecchinato, buonasera. Buonasera. Cecchinato, grazie per essere tornato qua nei nostri studi, editorialista dell'inchiesta.it. Allora Ermanno, da quello che dicevi tu, sostanzialmente quello che è successo nelle urne in questa tornata elettorale, in pratica i partiti si sono autovotati sostanzialmente, quindi cioè i più affezionati, gli affiliati, gli amici degli amici hanno votato. Questo sarà sempre più in questa direzione perché non mi sembra che poi questa politica premi, i cittadini italiani. Non dico di questo governo, ma degli ultimi governi abbiamo una distanza notevole, ma soprattutto c'è un fattore che è fondamentale, che c'è questa guerra continua tra l'opposizione e chi governa. Allora, è giusto che ci sia un'opposizione, è giusto che ci sia qualcuno che gestisce il governo, ma non può essere una lotta continua. Bisogna darci un taglio perché se si va in una certa direzione, cioè nell'interesse del Paese, allora è giusto che tutti convergano verso determinati interessi. Ma se io devo pensare a fare un ponte di Messina come la cosa prioritaria in Italia, diciamo che di priorità ce ne sono almeno 1000 e di conseguenza questo crea disaffezione nei confronti della politica che non dà delle soluzioni vere.
Qualcuno ci ha provato, naturalmente poi c'era una base di inesperienza politica, perché la maggior parte delle persone sono scelte per simpatia, perché sanno parlare bene. Salvini parla bene, ce ne sono. I politici sanno parlare molto bene, ma io non posso pesarli solo sulle parole, io devo pesarli sui fatti, e sui fatti questa politica ha dimostrato di non essere in grado di gestire, per esempio, la politica europea di cui parliamo oggi. Ecco, allora io partirei con il primo contributo e poi entriamo nell'argomento meglio. Chi saranno i parlamentari che il Nord-Est invierà a Bruxelles per rappresentare il territorio nel prossimo Europarlamento appena eletto? La risposta, con i risultati ormai consolidati e solo gli ultimi scarti da conteggiare, è presto detta. 2/3 degli europarlamentari eletti nella circoscrizione dell'Italia nord-orientale sono di centrodestra, 5 saranno gli esponenti del PD, 1 di Alleanza Verdi e Sinistra. Tra i 25 eurodeputati di Fratelli d'Italia dal Veneto partiranno l'assessore regionale Elena Donazzan, la più scelta dopo Giorgia Meloni in termini di preferenze con oltre 63.000 voti, il vicentino Sergio Berlato, riconfermato con 46.000 preferenze e pronto al suo quinto mandato europeo, e il sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani. Entra anche il veronese Daniele Polato, che prende il posto di Meloni, che ovviamente non abbandonerà la sua carica a Palazzo Chigi. Il quinto è il bolognese Stefano Cavedagna. Per Forza Italia il seggio non verrà ricoperto dai primi due votati, Tajani e Tosi, e dovrebbe andare quindi alla triestina Sandra Savino, che però in quel caso dovrà rinunciare al ruolo di sottosegretaria al Ministero dell'Economia. Nella Lega invece trionfa Roberto Vannacci ed entra anche la sindaca di Monfalcone Anna Maria Cisint, seconda con quasi 43.000 voti. C'è da dire però che Vannacci ha trionfato anche in altre circoscrizioni. I candidati eletti in più collegi devono dichiarare all'Ufficio Elettorale Nazionale entro 8 giorni quale circoscrizione scelgono, e se il generale dovesse optare per l'elezione in un altro collegio lascerebbe il seggio all'uscente veronese Paolo Borchia. Se Vannacci invece decidesse di prendersi il seggio datogli dai voti a nord-est, il Veneto non avrebbe alcun leghista in Europa. Sarebbe clamoroso. Alla stessa sorte è appesa anche la consigliera regionale di Europa Verde Cristina Guarda, arrivata dietro a Mimmo Lucano, eletto in più collegi nell'exploit clamoroso di Alleanza Verdi e Sinistra. Il Partito Democratico porta invece 5 delegati all'Europarlamento. Il padovano Alessandro Zan, che se optasse per l'elezione a nord-ovest aprirebbe la porta di Bruxelles anche al vicentino Andrea Zanoni, e le riconfermate Alessandra Moretti ed Elisabetta Gualmini. Entra anche il recordman di preferenze, il governatore emiliano Stefano Bonaccini, e la fedelissima di Schlein Annalisa Corrado, che entra all'ultimo al posto dell'unica grillina che sembrava poter passare, Sabrina Pignedoli, in virtù del ricalcolo nazionale dei seggi. Ecco, dobbiamo correggere un attimo il servizio, perché Vannacci ha scelto la circoscrizione nord-est e quindi sarà rappresentante della Lega per il nord-est, quindi vuol dire Friuli, Veneto ed Emilia Romagna. Questa è, diciamo, le notizie dell'ultima ora. E allora lascio la parola a Nicola Raimondo, perché vorremmo capire esattamente che cosa succederà in Europa, perché c'è in atto un profondo cambiamento, in base naturalmente alle scelte che gli italiani hanno fatto, ma anche gli altri paesi, perché anche negli altri paesi gli elettori sono diminuiti notevolmente, quindi siamo tutti a pari livello. Prego lei. Sostanzialmente questa disaffezione al voto diciamo europeo è anche una mancanza di concretezza della politica. Probabilmente ci racconta molte storielle, ma di fatti se ne fanno pochi. Del resto basta pensare quanti giovani sono presentati alle urne, cioè non sono andati a votare, perché probabilmente non conoscono neanche il significato vero dell'Europa o cosa significa essere in Europa, hanno altri pensieri, hanno altri problemi. Non è il mondo, io immagino, quello dei giovani di oggi, della mia generazione o della nostra generazione, che addirittura aveva paura di spostarsi da una regione per andare a lavorare a Torino o a Milano, c'era molta paura per questo, mentre adesso i ragazzi tranquillamente parlano diverse lingue, chattano con altri ragazzi del mondo, viaggiano, quindi non si sentono assolutamente vincolati a stare nel proprio paese, quindi in questo caso l'Italia, e quindi diciamo il sentiment dell'Europa un po' superato. A questo poi si va ad aggiungere
tutta una connotazione di livello anche immorale che pervade la politica, non soltanto quella italiana, anche europea. Basta pensare agli ultimi scandali anche a Bruxelles, quando alcuni politici hanno depredato o comunque hanno rubato con maestria alcuni milioni di euro. Non se ne sa più niente, pare che l'inchiesta sia chiusa, quindi anche questo fa parte di quella nausea o di quel, io lo chiamo virus intestinale elettorale, che in qualche modo ha messo molti cittadini dalla parte di chi se ne frega, non vado a votare. E questo è preoccupante, perché quando poi l'offerta politica manca di concretezza e non dà alcune idee che possono essere però subito dopo sconfitte e riviste, perché oggi i programmi che hanno presentato i vari parlamentari o i vari partiti sono sicuro che alla prossima emergenza non saranno più validi, per cui io sto votando quale programma, per quale obiettivo, se poi magari domani mattina, non so, scoppia la guerra di qua, piuttosto che l'economia inizia a dare segnali preoccupanti, l'inflazione inizia a galoppare, insomma ci sono tensioni internazionali notevoli, quindi andare a votare oggi probabilmente per qualcuno, pur essendo, voglio dire, un dovere civico, ma anche un diritto di essere rappresentati nel Parlamento europeo, ha fatto in modo, insomma, che la gente si girasse dall'altra parte ed evitasse di andare a votare. Il 50% dei, diciamo, il vero voto è degli astenuti, cioè chi ha vinto nella maggior parte dei casi sono stati coloro che non sono presentati alle urne, perché quello è il vero partito che ha avuto forza nel non come dire, andare alle urne e quindi non portare poi nessun contributo alla politica. Di questo e di altro poi dobbiamo anche tener conto dal punto di vista economico internazionale, ma soprattutto a me interessa oggi quella fiscale, perché non è possibile andare a votare in un'Europa dove ci sono politiche fiscali diverse, dove ci sono alcuni malandrini, come li chiamo io, quelli che fanno i paradisi fiscali fregandosene dei trattati internazionali europei che prevedono una certa armonizzazione fiscale. Io non capisco perché io devo fare la sede fiscale in Olanda piuttosto che a Cipro o ad Andorra o in altre zone a Malta, e naturalmente non avere la tassazione che invece si avrebbe se tutti i paesi europei avessero un minimo di fiscalità diciamo uguale, e quindi c'è l'interesse anche e soprattutto delle grandi multinazionali a risiedere fiscalmente in quei paesi per, tra virgolette, fregare i paesi dove poi originano le fatture e poi le forniture. Basti pensare a Google, a Uber, ad altre grandi, anche la stessa Amazon. Fiat, no? Dico, voglio dire, quindi io faccio sede fiscale all'estero, cioè in Europa, diciamo all'estero rispetto all'Italia, poi comunque i prodotti li mando in Italia con beneficio mio sul piano del bilancio, perché tutti gli utili, guarda caso, in quei paesi dove ci sono queste politiche fiscali, io lo chiamo aggressive, guerrafondaie rispetto ad altri paesi, io praticamente non pago neanche la tassazione sugli utili, o comunque è così bassa da far ridere. In Italia siamo al 28% circa per la tassa riguardante le società. In alcuni paesi, questi dei paradisi fiscali, siamo intorno al 5-6%, che addirittura riescono a ridurre se fanno degli investimenti, per cui questi paesi ringraziano anche coloro che vanno a investire e quindi a quel punto gli riconoscono un ulteriore vantaggio fiscale. Ecco, quindi andare poi a votare in un'Europa dove uno non si riconosce per tanti motivi, compreso questo, potrebbe essere stato legittimato. Quindi, voglio dire, la disaffezione al voto europeo nasce da tanti particolari. Io posso credere in un'Europa, e la credo in un'Europa, però in un'Europa che era stata prevista dai nostri padri fondatori, non quella che magari adesso si sta, come dire, sciorinando vicino a noi, perché quello che si sta vedendo è veramente indescrivibile. Non possiamo accettare politiche che non sono, come dire, in qualche modo uniformi. Anche certo. Allo standard che noi abbiamo, avere batoste sull'agricoltura, batoste sugli alimentari, batoste dal punto di vista delle infrastrutture, chi vuole la casa green, chi vuole la luce eolica, chi vuole la benzina, chi vuole l'elettrico, cioè c'è una confusione terribile. In questa confusione chiaramente il cittadino perde la calma, perde la pazienza e alla fine non va neanche a votare. Ecco, questo è un po' il limite. Ma quello che manca totalmente è la conoscenza di quella che è la politica europea.
perché noi non sappiamo quello che fa l'Europa, e se veniamo a saperlo in maniera molto casuale. Non c'è peraltro a livello europeo un controllo vero e proprio, per cui diciamo che gli scandali che emergono sono estremamente rari. Di truffe ce ne sono a migliaia, perché denari che vanno per esempio in Romania non si sa che fine fanno, fondi europei, e lì c'è un magna magna che non finisce, ma la stessa cosa avviene in Italia in forma sommersa, ma soprattutto in altri paesi. Di conseguenza questa è l'Europa, cioè i cittadini europei pagano, ma poi hanno, diciamo, i riscontri sufficienti perché ci sia un vantaggio. Questa è una delle problematiche che domandiamo a Alberto De Franceschi. Allora, buonasera. Allora, ho ascoltato con molto piacere l'introduzione che ha fatto l'editore, a quale mi allineo e concordo al 100%, direi quasi al 110% per rifarmi al bonus. Per quanto riguarda la domanda che mi ha posto, vede, il dottor Ramundo ha fatto un esame su quelle che sono le defiscalizzazioni degli italiani, ma c'è un aspetto ancora peggiore che si è creato in questi anni. Diciamo che quello che ha esposto il dottor Ramundo è reale, ma è un reale storico, perché adesso, per esempio, faccio un esempio di Malta, ma glielo faccio così per alimentare anche la polemica. Se io costituisco una società maltese e la società maltese opera in Europa, in Italia o dovunque essa sia, il diciamo 95% dell'imposta che pago in Italia, se io partecipo alla società italiana, quindi la società maltese fa una società in Italia, il 95% del reddito che viene trasportato a Malta viene rimborsato dall'Europa per effetto di accordi che ha Malta con la Comunità Europea. Allora siamo ancora peggio, perché cosa succede? Succede che io in Italia introito delle tasse, quindi il governo italiano introita delle tasse, ma tasse che poi ridà all'Europa perché ridanno indietro a Malta. Cioè siamo veramente a un ossimoro che è grandioso, e questo i cittadini europei e soprattutto i cittadini italiani non lo sanno, e non sapendolo, ha detto bene lei, non c'è la cultura del sistema, come funziona a livello europeo. Perché per esempio, e faccio un altro esempio per farsi capire come in Italia siamo troppo concentrati sul locale e non sul piano internazionale. Per esempio sul G7 adesso viene fuori la polemica di adottare dei dazi alle diciamo aziende dell'automotive cinese, tipo il gruppo Geely o quant'altro, perché sfruttano in maniera diciamo non consona e dequalificante per le industrie europee, ovvero sia ricevono contributi anche se non sono dovuti, e quindi creano un dumping, cioè una concorrenza non corretta nell'effetto degli italiani, e gli hanno messo il 10%. Chi è che in Europa ha alzato la voce dicendo che non si devono mettere i dazi? La Germania. Come mai la Germania mette quel tipo di ragionamento? Perché nell'acquisizione delle ditte tedesche da parte del gruppo Geely, e ricordiamo Mercedes, Lotus, Audi e quant'altri, mi pare che sono, e anche il gruppo Stellantis, se non ricordo male, mi pare che sono ditte che hanno la sede operativa in Italia, anche no, forse in Germania, compreso Stellantis, che potremmo fare tanti discorsi, hanno un tornaconto perché le loro partecipate, perché alla fine è un'acquisizione con scambio di azioni, per cui in realtà sono sempre loro cinesi, così beneficiano di un dato che loro avevano bypassato con questo sistema, portando lì anche i contributi. Ecco, allora io mi faccio una domanda, e lei, l'editore, l'ha fatta in maniera splendida, ma chi sa quando va a votare, chi votare, che abbia coscienza di queste nozioni, di questi dinamismi? Nessuno, perché i nomi che abbiamo sentito, per quanto prestigiosi, noti nel diciamo panorama anche locale, cioè il Vannacci che cosa ne sa di queste robe qui? Come si può interporre queste cose qui? Chi l'ha mai visto in Veneto il Vannacci? Ma non per fare una critica alla Lega, ma potrei farlo anche per gli altri candidati che sono molto distanti da queste tematiche, sono legati ad altre problematiche, quando il buco, la voragine grossa che noi abbiamo, e questa è una delle cose più grandi che ci depauperano delle nostre ricchezze, della nostra economia, che è quella che ci serve per pagare anche la sanità, per pagare le scuole, per pagare queste cose qui, perché la
gente si deve rendere conto che l'economia non serve solo per fare soldi, ma serve anche per pagare dei servizi essenziali per i cittadini stessi. Se ne va via, se ne va e si volatilizza, cioè si disperde con queste dinamiche a cui nessuno fa caso, casualmente, cioè non è che non fanno caso, prendono sti personaggi, li buttano lì, questi qua non so neanche se fanno lo zero usando il cerchio del bicchiere, perché non sono neanche in grado di fare lo zero, cioè, e vanno in Europa a fare cosa? A prendere lo stipendio. Questa è la triste considerazione che posso fare sulla domanda che lei ha posto correttamente. Ma io credo che i denari che girano attorno al consenso della maggior parte degli europeisti, dei nostri rappresentanti, ma anche di altri paesi, questi non se ne fregano niente del problema. Prendono una barcata di soldi se votano in una certa maniera o votano in un'altra. Noi non abbiamo nessun controllo di quello che succede in Europa, salvo qualche chiacchiera. Scusi? Esattamente, sta dicendo correttamente, sì. Perfetto, è così. Ecco, questo è il problema, cioè l'Europa è molto distante ed è in mano soprattutto a un certo tipo di speculazione che è franco-tedesca, e anche la guerra in Ucraina soffre di questa problematica. Allora lascerei la parola. Prego. Del resto volevo dire questo, anche la disaffezione può venire da un altro motivo fondamentale. Io devo votare dei parlamentari che non hanno poi nessuna possibilità di imprimere magari una presidenza, no? Per quanto riguarda l'Europa, al di là delle maggioranze nei vari gruppi e nei vari stati, alla fine sono loro che nelle segrete stanze decidono chi sarà il presidente per tutta la Commissione e quindi per tutti i governi che riguardano i 27 paesi. E questo addirittura è molto distante da quello che penso che i nostri padri fondatori dell'Europa volevano. Cioè, io in qualche modo voglio sapere chi mi governerà, non posso aspettare che nelle segrete stanze si mettano d'accordo, fai tu, faccio io, dammi la commissione, tu farai il capogruppo, tu farai no, questo è un gioco, voglio dire, che va sempre meno a confortare i cittadini, e quindi gli elettori poi non vanno neanche a votare, che dice non so neanche, oppure dicono che voteranno per un certo commissario, una certa presidenza, e poi alla fine ne uscirà un'altra. Gli ultimi esempi sono lampanti in Europa negli ultimi 20 anni, per cui anche gente che proveniva da stati maledettamente negativi sul piano anche fiscale sono stati eletti presidenti della Commissione, e questo è scandaloso. Ecco perché dico, non essendoci la possibilità di votare un presidente da parte degli elettori di tutta Europa, è evidente che la disaffezione aumenterà, ma soprattutto i disagi dal punto di vista economico aumenteranno, quelli sociali anche. Ecco, questo era l'inciso. Sì. Pietro Cecchinato. Allora, secondo me l'astensionismo molto alto va inquadrato in un ambito più ampio, perché l'astensionismo è un trend che riguarda la democrazia negli ultimi anni, ha riguardato in maniera importante le elezioni europee per dei motivi su cui adesso magari andiamo anche a ragionare. Ma il trend dell'astensionismo riguarda un po' le democrazie occidentali da qualche anno a questa parte. Questo perché? Perché le democrazie occidentali, alcune più di altre, oggi vivono una fase di stanchezza importante. Io credo che, leggendo la scienza politica più moderna, le cronache, gli opinionisti più seguiti, mi pare di poter dire che il problema stia nei partiti. Cioè, se i partiti sono la cinghia di trasmissione costituzionalmente parlando, perché questo è il loro ruolo nella nostra Costituzione e questo è il ruolo nelle democrazie occidentali, la cinghia di trasmissione fra il popolo e le istituzioni, è evidente, io credo che i partiti rivelino un po' una fase di stanchezza molto importante. Hanno perso gran parte del loro ruolo, non sono riusciti a reinventarsi, per quanto riguarda l'Italia in particolare, dopo la crisi, la fine della Prima Repubblica. L'avvento di Berlusconi ha cambiato un po' la natura dei partiti, ma i partiti avrebbero dovuto cambiare per una terza volta di nuovo, cioè recuperare una dimensione. Siamo in quella fase in cui ancora i partiti devono recuperare la dimensione partitica vera e propria, e invece
il leaderismo, la ricerca del consenso spicciola fa ancora un po' da padrone, no? Per quanto riguarda le elezioni europee questo vale ancora di più, perché? Perché è vero, l'Europa è vista come un centro di governo più lontano rispetto a quello nazionale. Mi consenta di aprire una parentesi, perché io ogni volta, a me piace fare questa puntualizzazione, ogni volta che ce la prendiamo con l'Europa, vorrei ricordare agli spettatori che dobbiamo riprendercela con gli Stati membri che, negoziando i trattati, quindi i governi nazionali, delineano un certo ruolo che deve avere l'Europa, che devono avere le istituzioni europee. Quindi molti dei deficit che vengono attribuiti all'Unione Europea sono scelti e voluti dai governi nazionali, i quali non vogliono spogliarsi troppo dei loro livelli di governo. Perché? È intuibile perché? Perché spogliarsi di livelli di governo per accentrarli e renderli più efficienti, secondo quello che dice la scienza politica, in realtà significa perdere fette di potere. Chiusa parentesi. Detto questo, ricordiamoci anche che l'Unione Europea muove un budget, cioè le risorse dell'Unione Europea valgono circa un po' più dell'1% dei bilanci dei Paesi membri. L'1% è quello che viene speso nel bilancio europeo approvato dal Parlamento, deliberato dalla Commissione, approvato dal Parlamento. Quei fondi sono quelli che poi vengono declinati nei Paesi membri. I controlli nei Paesi membri sono demandati alla magistratura dei Paesi membri. Quindi non c'è purtroppo niente di che stupirsi, professore, se nei paesi dell'Est ci siano degli scandali più importanti per quanto riguarda l'uso dei fondi europei. Perché? Perché lì sappiamo che la magistratura, in alcuni paesi in particolare, è sotto scacco dei livelli di governo. Certo. Questo non vuol dire però che l'Europa sperperi le risorse e che l'Europa non controlli a sufficienza. Questa è l'architettura che hanno delineato i Paesi membri, che vogliono ad oggi ancora questa Europa qua. L'astensionismo è stato importante perché, dicevamo, il livello di governo è più lontano, il ruolo dei partiti. I partiti sono i partiti in primis in Italia in particolare, abbiamo seguito la campagna italiana da vicino, che non sono stati in grado di raccontare l'Unione Europea e i propri elettori. Io giustifico con questo l'astensionismo e credo anche, cioè voglio vedere il bicchiere mezzo pieno, che gran parte dell'astensionismo sia stata una scelta più che disaffezione rispetto alla democrazia e al voto, di protesta. Di protesta rispetto alla conduzione di una campagna elettorale che si è concentrata soprattutto, colpa anche dei grandi media nazionali, giornali e televisione, che si è concentrata su temi locali. Noi ogni volta che facciamo una campagna europea e dovremmo guardare un orizzonte molto ampio e a problemi che sono globali, perché l'Unione Europea impone di guardare a problemi che hanno un risvolto globale, noi parliamo di cose locali. I partiti usano le elezioni europee per fare i sondaggi, i leader su di loro, scrivi Giorgia sul simbolo, anche Schlein si candida, Calenda si candida anche se non va in Europa, i leader si misurano il loro consenso e releghiamo le elezioni a un ambito che è puramente locale e mi sento di dire provinciale. È con questo approccio che gli elettori secondo me hanno bocciato. Per me per atto di protesta più che disaffezione. Poi ci sono dei voti che hanno riguardato la Francia e la Germania in particolare, che hanno altri significati, avranno altre conseguenze e altre ragioni ancora. Per quanto riguarda l'Italia, questa è la spiegazione che mi do in particolare, è il fallimento definitivo e conclamato del ruolo dei partiti. Certamente, quindi diciamo che la politica non aiuta gli votanti, anzi se può li lascia a casa, manderà in politica quelli che sono, diciamo, ideologicamente più affini ai partiti e di conseguenza diciamo che la democrazia a questo punto crolla. Ma naturalmente non interessa a nessuno, perché alla fine noi comunque avremo dei rappresentanti e lo stesso numero di rappresentanti, ma non sono rappresentanti, sono degli eletti ma che non rappresentano i cittadini italiani, così vale anche negli altri paesi. Adesso facciamo un passo però più avanti, visto che c'erano anche altre votazioni, e parliamo delle votazioni locali.
di conseguenza amministrative i comuni ai ballottaggi. Quindi vediamo un attimo, soprattutto in Veneto, quali sono i cittadini, diciamo, i ballottaggi in corso, perlomeno nei comuni più importanti. Tra divisioni interne e duelli annunciati è stata una tornata elettorale piuttosto sofferta per il Veneto. 16 dei maggiori comuni al voto dovranno tornare alle urne i prossimi 23 e 24 giugno per il turno di ballottaggio. Tra questi il più grande è Rovigo. Il capoluogo del Polesine vedrà contrapposti il sindaco dimissionario Edoardo Gaffeo con il suo 27% e la candidata per il centro-destra unito Valeria Cittadin, arrivata ad un soffio dalla maggioranza assoluta. In provincia di Padova, secondo turno anche a Monselice, che sceglierà tra la sindaca uscente Giorgia Abedin, candidata a Lega, e lo sfidante Luca Callegaro, sostenuto da Fratelli d'Italia e Forza Italia. Fuori dai giochi Giannino Scanferla, che giocherà però un ruolo importante nelle future alleanze. Selvazzano Dentro vedrà il duello fra Mariano Fuschi al 34,5% e Claudio Piron con il 32,7%, riproponendo la contrapposizione tra destra e centro-sinistra. Schema simile nella vicina Rubano, dove Chiara Puson e Luigi Sposato si affronteranno tra 2 settimane, partendo dai rispettivi 47,7% e 39,3%. Determinante in questo caso l'alleanza con la civica Francesca Dallaglio. La città metropolitana di Venezia ospiterà il ballottaggio del comune di Spinea, che vede in testa il centro-sinistra con Franco Bevilacqua al 47% e Claudio Tessari al 30%. Secondo turno in vista anche a Portogruaro, dove i cittadini dovranno scegliere tra Luigi Toffolo e Antonio Bertoncello, in una sfida tra centrodestra e centrosinistra, partendo rispettivamente dal 39 e dal 31,6% delle preferenze. Ballottaggio infine anche per Bassano del Grappa, che tra 2 settimane dovrà scegliere tra Roberto Campagnolo, candidato di centro-sinistra con il 28,4%, e Nicola Finco con il suo 25%. Sfuma un possibile secondo mandato per la sindaca uscente Elena Pavan. Ecco, abbiamo fatto un excursus, naturalmente ce ne sono molti di più, questi sono più importanti quantomeno nella provincia di Padova e quindi Nicola Ramundo, perlomeno siamo sul concreto, cioè il sindaco è il vero rappresentante, sarà di un partito piuttosto che dell'altro, di una lista civica, ma quantomeno lo potremo vedere tutti i giorni, potremo vedere anche e controllare quello che fa. E magari anche contestarlo se fa cose fatte male. Se è necessario. Questo in effetti è il voto più, tra virgolette, democratico che esista, perché io conosco il programma, conosco il sindaco, magari ha anche lavorato bene nella scorsa legislatura, per cui magari mi sento di dire che in questa città, in questo paese, le cose sono migliorate, c'è più verde, c'è più ambiente, c'è più vita sociale, quindi tutto sommato può starmi bene, può starmi male, posso votare la persona che più mi dà fiducia e vivere con la concretezza di una persona questa situazione. Diverso invece quando si affrontano diciamo, temi un po' più importanti, quello per esempio che mi riguarda è la tassazione, anche qui si passa ad una migrazione, no? Si diceva che per esempio da Padova stanno scappando via molti cittadini, non tanto per la tassazione ma per il clima, per la vita, per la socializzazione che ci può essere rispetto ad una città metropolitana che in qualche modo non dà più quelle soddisfazioni che potevano esserci prima e quindi il voto poi nelle amministrative va a influenzare il candidato che più, come dire, si avvicina, no, ai miei desiderata, cioè io vorrei questo paese fatto in questo modo e magari quel programma si sposa correttamente con la mia idea di quel personaggio che si è presentato. Poi per quanto riguarda chi è candidato, per quale partito e per quale movimento, lascerei naturalmente la parola ai cittadini, non entro nell'agone politico perché non mi interessa, dico soltanto che bisognerà pensare molto ai programmi,
che qui sì, sicuramente sono poi concreti e non sono campati in aria come in Europa, dove, ripeto, alcuni programmi sono ben fatti prima delle elezioni, dopo le elezioni di quel programma non se ne sa più niente e concretamente non andrà mai avanti quel tipo di linea o di comportamenti che poi dovrebbero segnare il nostro percorso futuro. In un paese, in una città dove si va a votare, le cose sono ben diverse, perché il sindaco io lo vado a trovare e gli dico: non stai facendo più quello che avevi detto, che sta succedendo sulla strada, c'è questo problema, c'è la segnaletica, ecco. Quindi diciamo c'è un contatto più diretto e più vivo il discorso del comune rispetto a quello che magari è il desiderata dell'Europa. Perché è una politica vissuta, e quindi Alberto De Franceschi perché in Europa non usano un metodo analogo, invece siamo tagliati fuori da quello che è la realtà, e invece questa realtà è importante, perché a incontrare il sindaco la mattina naturalmente uno ci perde anche la faccia se non fa quello che ha detto. Prego. Io adesso capisco, dottor Ermanno, perché Tullio Trivellato, il suo giornalista, ha insistito oggi perché facesse qua. Non sono assolutamente, ma assolutamente d'accordo con quanto è stato esposto. La rappresentatività diretta di un sindaco, ma è una fiaba illusoria questa qui. Ma avete mai letto i programmi? Cioè, io sono da anni che sono molto attento alla mia cittadina che ha 16.000 abitanti, Noale, che al ballottaggio non l'avete citata, ma perché siamo piccoli. Ma potrei parlare di Spinea, che avete citato, potrei parlare anche delle altre cose. Avete mai letto i programmi elettorali di un comune, delle varie proposte? Sono fotocopiati, io li chiamo copyflex, sono uno uguale all'altro, le tematiche sono sempre quelle, le soluzioni sono sempre quelle. Cosa vado a votare? La stessa cosa? Cioè, voto perché uno si chiama Roberto, l'altro si chiama Mariangela, l'altro si chiama Giulietto.